Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. E se questi rozzi barbari che vivevano in capanne di fango e paglia fossero stati i romani? Come sempre, bentornati sul canale. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a cliccare sulla campanellina e ad iscrivervi. A voi non costa niente, a noi dà un grande aiuto nel portare avanti tutti i progetti della Fara, che chi magari fosse arrivato al canale attraverso gli ultimi reel nel bosco vedrà che sono diversificati, appunto, dalla creazione di contenuti qui su YouTube, l'archeologia sperimentale nel bosco dell'associazione, la ricostruzione dei corredi e le varie didattiche in ogni ordine di scuola. Ecco che la settimana scorsa abbiamo fatto un errore calcolato. Abbiamo cioè pubblicato un nuovo video relativo all'identità dei Longobardi e agli studi sul DNA. Da un lato è il genere di contenuti che ogni tot dobbiamo riproporre per i nuovi iscritti e perché sia chiaro per queste persone come si colloca l'associazione rispetto al dibattito storiografico e archeologico sull'identità delle popolazioni germaniche. Dall'altro facevamo riferimento a questa bellissima pubblicazione del 19 e al fatto che quest'anno all'interno della stessa manifestazione e poi successivamente collana di pubblicazione degli atti ci saranno delle nuove ricerche sulle necropoli longobarde anche dal punto di vista del DNA. Quando trattiamo questo argomento, una delle cose che sappiamo benissimo di dover affrontare sono i commenti dei detrattori dei Longobardi, ma proprio detrattori con tifoserie da stadio. Erano solo barbari, o con addirittura delle sfaccettature comiche come vivevano in capanne fatte di paglia e si arrampicavano sugli alberi. E spesso questa cosa delle capanne torna fuori più e più volte, probabilmente perché è uno di quei concetti che la scuola dell'obbligo in Italia comunica in maniera molto chiara. C'erano i romani, ricordiamo la citazione che troviamo in tutti i sussidiari, non so che non si dice più sussidiario, ci lavoro a scuola, però serve a carpire il pubblico che su sussidiario si triggera. Ecco, definizione che troviamo in tutti i sussidiari, citazione, chiedo scusa: ho trovato una città di mattoni e l'ho lasciata di marmo. Ecco che su questo, su altre osservazioni e su alcuni aspetti che vedremo delle indagini otto e primo novecentesche del mondo romano si è costruita un'identità che probabilmente è molto lontana da quella che era veramente, ed è in realtà il frutto di un immaginario condiviso, nazionalpopolare, cinematografico e parziale, datato negli studi. Oggi siamo qui per parlare della costruzione di edifici in materiali deperibili. E sì, materiali deperibili vuol dire fango e paglia e legno, solo che detti senza stizza e senso di superiorità, in realtà sono materiali di altissimo pregio, di grandissima resa e che richiedono una grande esperienza per essere utilizzati al meglio e che possono benissimo simulare materiali molto più ricchi. Un tipo di edilizia che certo è tipica dell'alto medioevo barbarico, in particolare di quello longobardo, ne abbiamo già parlato e sicuramente ne riparleremo anche oggi per una questione di confronti, continuità e discontinuità, ma che non era per nulla assente nel mondo romano, ma che i detrattori di tutto quello che non è romano vogliono spesso dimenticare. Se infatti è vero che i pionieri dell'archeologia cercavano le grandi mura ancora in piedi, i resti lapidei, i segni di scultura e di decorazioni di grandi edifici, oppure rappresentavano nei loro schizzi gli acquedotti che trasportavano acqua dalle campagne alle grandi città, ecco che il mondo romano in realtà era più sfaccettato, più complesso e più sfumato. Ci sono voluti però letteralmente secoli di archeologia per affrontare il problema della costruzione di materiali deperibili nel mondo romano. Oggi vi lascio qui in descrizione 2 saggi, ma potrei lasciarvene molti di più. Scelgo questi 2 perché funzionano come
contraltare uno dell'altro e come dimostrazione di come la ricerca possa evolversi appoggiandosi sugli studi precedenti. Il primo, me l'avete sentito citare più e più volte su questo canale, è quello dell'amico Vittorio Fronza dell'Università di Siena, che ha dedicato tutto una tesi di dottorato proprio all'edilizia in materiale deperibile in epoca altomedievale in Italia, con un particolare focus sulle Grobenhäuser. Ne parleremo. L'altro invece di Antonini è un'altra tesi di dottorato incentrata in senso lato sulla edificazione in materiali deperibili, che però prende in analisi già l'epoca romana, poi quella altomedievale, facendo riferimento anche agli studi di Fronza, e poi prosegue addirittura fino al pieno medioevo. Questi due studi insieme permettono quindi di guardare a qualcosa che spesso la divulgazione dimentica di divulgare, la vulgata non vuole sapere e il cinema si guarda bene da rappresentare perché è difficile da raccontare con un fotogramma senza mettere in crisi l'identificabilità di un periodo storico e di un contesto geografico. Sì, perché gli studi più recenti dimostrano in realtà che l'arte edificatoria in materiali deperibili in epoca romana era molto molto diffusa, e quando parliamo di materiali deperibili parliamo veramente di legno, di terra cruda, di paglia, tutte quelle cose che noi tendiamo o che si tende a ricondurre ai barbari, al declino della civiltà, alla povertà e soprattutto a una condizione di precarietà strutturale della società. Ma non possiamo certo credere che la condizione di civiltà della parte settentrionale della penisola italica fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. fosse particolarmente precaria. Siamo nel boom di quel concetto di impero romano, no? A cavallo fra il declino della Repubblica e i primi imperatori e la massima estensione dell'impero stesso. Eppure, proprio in quegli anni, nel nord dell'Italia, si possono trovare, attraverso gli studi più recenti, numerosi casi di edilizia in materiale deperibile che, badate bene, non sono limitati solo al contesto rurale, dove ci si potrebbe dire poveri contadini arretrati che costruiscono come ai tempi degli Etruschi, dei Celti o di chi per loro. No, anche all'interno delle situazioni urbane. Tanto che l'edilizia in materiali deperibili in realtà viene citata anche nei saggi, se vogliamo utilizzare un termine anacronistico, di architettura di epoca romana. Ne parla Plinio, ne parla Vitruvio, ne parla Palladio. Certo, spesso con parole non di lode. Vitruvio, ad esempio, quando parla dell'opus graticium, che altro non è che appunto una cornice di legno ben strutturata con un'armatura, vi ricorda niente dai video della Fara? Di rami intrecciati e riempita di argilla e terra. Ecco, dice che non è una buona scelta perché è facilmente infiammabile e si crepa, ma dice anche che è molto diffuso. Ci sono stati dei casi di indagine archeologica che hanno dimostrato che edifici che portavano con loro mosaici, quindi il simbolo della romanità mediterranea, e anche intonaci ricchi e ricercati, paragonabili a quelli ad esempio di Pompei, utilizzavano in realtà come struttura delle pareti proprio materiali in edilizia, i materiali deperibili, cioè appunto argilla, ramaglie, legna e terra compressa. Sì, perché quello che dobbiamo ricordare è che in realtà l'utilizzo del legno nella civiltà pre-industriale è sempre stata una costante fondamentale, e così anche l'utilizzo delle risorse locali. È vero che il mondo romano forniva una rete viaria strutturata e una linea di approvvigionamento dei materiali che permetteva per i grandi progetti imperiali o per le grandi realizzazioni statali di accedere a materie prime che arrivavano letteralmente dall'altra parte del mondo conosciuto. Ma l'edilizia reale, l'edilizia locale, spesso faceva, come oggi, riferimento alle risorse locali. Non andremo a comprare i mattoni da una fornace a 6.000 km da qui quando possiamo produrli con la nostra argilla, giusto? Allo stesso modo, l'edilizia del nord Italia, in un contesto ricco di argille, ricco di boschi, sebbene meno di quello che sarà poi nell'Alto Medioevo, permetteva l'utilizzo di legname, paglia e argilla per la realizzazione di interi
interi edifici, intere domus, oppure dei piani rialzati che necessitavano di essere più leggeri di quelli sottostanti proprio per non rischiare un crollo. Si creava quindi una prima parte, un primo zoccolo se vogliamo, ma è un termine improprio, ma si sovrapponeva a un primo piano in materiali più duraturi e più pesanti un secondo piano in materiali più deperibili, rimanendo però all'interno dei perimetri concessi dalle strette regole sull'edificazione dei, diciamo, piani regolatori di epoca romana, sempre usando un termine anacronistico. Certo, questo tipo di edilizia in materiale deperibile è sicuramente un'edilizia molto precisa, fatta di una sapienza che viene tramandata, purtroppo essendo appunto una scelta popolare, e dico popolare e non povera proprio perché spesso si accompagna in realtà anche a soluzioni di un certo pregio, ma popolare, spontanea, locale, tipica di una zona, di alcune zone dove l'approvvigionamento delle risorse di quel tipo lì è vantaggioso a livello edificatorio. Ecco che non abbiamo un'idea precisa di come questi saperi venissero portati avanti, però ci rendiamo conto che erano sicuramente molto elaborati. Vediamo che ad esempio si sviluppa da subito, e in questo, parlando di questo periodo specifico dell'inizio dell'impero, la consapevolezza di dover creare uno zoccolo isolante dal legno rispetto alla terra, e quindi che fosse in sasso, che fosse in muratura, e che la struttura portante in legno fosse realizzata in maniera robusta, con legni specifici, con essenze specifiche, con incastri molto precisi, e all'interno di questo si poteva poi andare a creare appunto il graticcio da riempire, un po' come facciamo noi nel bosco in questi giorni, oppure da riempire con delle casseforme, in quello che viene normalmente chiamato pisé, in cui appunto l'argilla insieme degli inerti viene compressa e lasciata essiccare fino a diventare particolarmente dura. Certo, tutte queste tecniche richiedono poi una continua lotta contro l'umidità, in primo luogo appunto con lo zoccolo isolante dall'umidità di risalita, e poi con una continua manutenzione dei tetti che potevano benissimo essere realizzati in materiali deperibili a loro volta, come la paglia e le scandole, non sempre, non per forza con i coppi, con le tegole di tradizione romana, perché appunto il mondo romano era più sfaccettato, più sfumato e più ricco nelle sue varietà di quello che piaccia credere a chi vorrebbe dire che era un mondo di marmo. Certo, quando arrivano i Longobardi, la scissione, la spaccatura esiste, nessuno può notarla. Il 26 marzo prossimo terrò una conferenza qui per un'associazione culturale locale che quest'anno, nel 50° anniversario del terremoto del 1976 che ha devastato proprio queste zone del Friuli, dedica alcuni appuntamenti proprio al concetto di rinascite, rotture, ricostruzioni, distruzioni. E quindi iniziamo proprio col mio intervento sui Longobardi, se fossero stati quindi una distruzione, una rinascita, una ricostruzione. C'è sicuramente una cesoia, anche culturale, e ricordiamo appunto il lungo periodo delle guerre greco-gotiche con tutto quello che questo comporta, e anche dal punto di vista dell'arte edificatoria in materiale deperibile sicuramente esiste l'immettersi di una tradizione alloctona. Quando parliamo delle Grubenhaus vi rimando ai video del 2020, 21 e 22 della Fara proprio sulla costruzione della prima Grubenhaus interamente ricostruita con strumenti artigianali, manuali, completa in Italia. L'abbiamo fatta noi e la trovate qui sul canale YouTube cercando. Ecco, se guardate quella costruzione, oltre al fatto che noi non abbiamo l'esperienza di gente che aveva costruito tramite la pratica le sue conoscenze, comunque quel tipo di edilizia lì, che è comunque il frutto dell'interpretazione di noi contemporanei, è sicuramente meno elaborata di quella che ho appena descritto per il mondo romano, ma non differisce dal punto di vista delle materie prime, i legni locali, l'argilla locale, che non è scontato che esista. In alcuni contesti semplicemente il materiale deperibile non poteva venire utilizzato perché non era possibile costruire con una terra magra, con una terra senza argilla, con una terra che non si prestasse a quel tipo di lavorazione. Certo però che la tipologia delle Grubenhäuser, la Grubenhaus al singolare, cioè la capanna seminterrata, è qualcosa che spezza la continuità dello stile edificatorio e che riguarda probabilmente solo i Longobardi. Ci troviamo quindi di fronte a un cambio di paradigma. Da un lato la presenza di legno, argilla, paglia, scandole non è un identificatore etnico. Non possiamo dire che i barbari costruivano in paglia e in fango e i romani costruivano in mattoni e in pietra. Non è vero, è un falso storico. Ci stiamo raccontando delle panzane per riempire il nostro
ego romano-centrico. Quello che possiamo dire è che sicuramente nell'epoca longobarda arriva una tradizione alloctona, come quella appunto del Grubenhäuser, che non era locale e che non sopravvive all'utilizzo locale. Dura poco tempo e non perdura nemmeno per tutta la durata del Regnum Longobardorum. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di continuità? Sì. Stiamo parlando però allo stesso tempo di discontinuità? Anche. Perché di nuovo la storia è complessa, è fatta di sfumature. Non si può cercare una risposta semplice a domande complesse. Un'altra delle risposte che ho dovuto dare ai commenti sotto lo scorso video che mi diceva che ovviamente eravamo tutti albanesi. Detto ciò, quando teniamo conto poi dell'edilizia immateriale deperibile del mondo alto medievale, dobbiamo tenere conto anche di altri due fattori. La sparizione dell'impianto statale imperiale romano porta a due conseguenze. La prima, la mancanza di quello che appunto potremmo definire un piano regolatore, cioè la tendenza a costruire in maniera ordinata e strutturata a lungo delle linee guida, e quindi al florilegio di nuove costruzioni più o meno piccole casuali all'interno delle antiche mura. E in più viene a decadere anche quella filiera di cui parlavamo prima, che permetteva l'approvvigionamento anche sulle medie distanze e non solo sulle lunghissime. Di conseguenza tutto diventa più simile alla nostra sperimentazione nel bosco, legata al chilometro zero per quanto possibile, e spesso con popolazioni appunto immigrate che conoscono relativamente ancora poco il territorio. C'è quindi sicuramente una discontinuità, c'è un momento di rottura, eppure questo non toglie che in alcuni aspetti le tecniche edificatorie, materiali deperibili riescano a portare un filo rosso che le unisce dall'epoca romana fino al pieno Medioevo, ben dopo l'epoca longobarda, fino all'epoca dei comuni. Quando riprenderà una filiera, un'economia che permetta l'approvvigionamento di materie prime in maniera più strutturata ed estesa sul territorio, allora sì, probabilmente vedremo progressivamente scomparire la presenza di questi elementi che verranno resi limitanei ai confini, fuori dall'abitato prima, e poi anche legati a un censo decisamente basso pure nei contesti rurali. Questo però non vuol dire che appunto si possa accusare i Longobardi continuamente di essere questi barbari che vivevano solo nelle capanne di fango. Tutti vivevano in delle capanne di fango, ma erano capanne di fango molto ben fatte, molto ben conosciute, molto ben coibentate, realizzate a regola d'arte con quello che il territorio forniva. Era adattamento alle risorse e non spregio della civiltà. Certo, un palazzo imperiale in marmo era qualcosa di completamente diverso da una longhouse, per quanto appunto in Italia di longhouse longobarda se ne ipotizzi una per adesso, ma per fare degli esempi. Ma sono differenze culturali. Rendiamoci conto anche di questi aspetti, guardiamo tutto con un sacco di pregiudizi al giorno d'oggi, veramente tutto, ma in particolare quando guardiamo l'Alto Medioevo, dobbiamo per forza credere che tutto fosse bellissimo in epoca romana e tutto orrendo in epoca longobarda, quando non ci rendiamo conto che spesso e volentieri il giorno d'oggi ci darebbe dei termini di paragoni non indifferenti, e non stiamo forse rivalutando le materie prime naturali a livello di isolamento, di impatto ambientale. Non sto dicendo che i Longobardi prendessero la briga dell'impatto ambientale, sto dicendo però che conoscere le risorse del territorio è qualcosa che a noi, e parlo della mia generazione, io sono un quarantenne, ma soprattutto a quelle prima della mia, è completamente perso, perché si era abituati che dal punto di vista dell'edilizia il mattone e il cemento fossero la soluzione. Allora, quando guardiamo l'edilizia dell'Alto Medioevo, l'edilizia del mondo antico, dobbiamo ricordarci che erano altri termini di paragone, altre le risorse, altre le energie, altre le possibilità. E certo, i romani hanno fatto grandissime cose che nessuno aveva fatto prima e che si è dovuto aspettare molto dopo per rivedere, dal punto di vista dell'edificatoria di rappresentanza, quella ufficiale, quella statale, ma l'arte dell'abitare è cambiata in maniera molto più lenta e con un filo rosso di continuità che ha unito tanto i romani. Parliamo dei romani normali, perché no? Non dobbiamo immaginare di vivere nel passato dei romani ed essere tutti imperatori, come non dobbiamo immaginare di vivere nel passato dei longobardi ed essere tutti duchi. Avremmo statisticamente avuto più possibilità di essere dei poveri diavoli, esattamente come ora qui su YouTube, io e voi. Ecco quindi che
nella fascia di popolazione dei poveri diavoli. La continuità esiste, eppure esistono certo le cesoie, il cambio di stile, la Grubenhaus ad esempio, ma anche il cambio di capacità e di potenzialità economiche, la filiera, la produzione, i luoghi di produzione, le tecnologie, perché il passaggio di conoscenze realizzative, soprattutto se passa in maniera orale, può perdersi facilmente fra una generazione e l'altra di tumulti o rimanere separata in gruppi etnici che non si fondono. E abbiamo visto nel video scorso come per alcune generazioni autoctoni e longobardi non si fondano. Quando guardiamo al passato, ricordiamoci che è sempre più interessante, sempre più divertente e sempre più sfumato di quello che ci dicono i nostri pregiudizi. Alla prossima e mandi!